Quasi 2 milioni di euro per i caregiver familiari, ovvero quegli operatori che si occupano della cura e dell'assistenza di persone disabili gravi o gravissime. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha impegnato 1.870.000 euro in favore dei distretti sociosanitari dell'isola che provvederanno a erogare alle famiglie dei disabili le somme sotto forma di bonus caregiver. Sono risorse del Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza dell'annualità 2021 per il sostegno della cura e l'assistenza fornita dai caregiver familiari. Le somme saranno così ripartite: il 65%, circa 1.217.000, in favore dei soggetti che si occupano dell'assistenza delle persone affette da disabilità grave, il 35%, pari a circa 655.000 euro, per quanti si occupano dei pazienti affetti da disabilità gravissima. Le somme destinate all'attività di cura integrano le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita. In questa maniera cerchiamo di migliorare le condizioni socio-economiche familiari dei pazienti, agevolandone così il mantenimento e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare ed evitando un eventuale allontanamento dagli affetti locali. Questo quanto afferma l'assessore regionale Nucci Albano. Sulla base del censimento della popolazione disabile riferito all'anno 2022, i distretti sociosanitari in siciliani riceveranno le somme e le destineranno sotto forma di bonus caregiver alla famiglia dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima come sostegno al ruolo di cura e di assistenza.